Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel diario del Marietto veneziano se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi nel gruppo del Degarda Marietto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Vi ricordo che questo video sonoro sarà poi replicato sul tubo, quindi se sentite che saluto qualcuno che magari segue il vostro Marietto è per il semplice fatto che sul tubo chiaramente è perché è una live splash di racconti a fantasia della vita in generale, perché sapete che il vostro Marietto ha sempre molta fantasia. Oggi parleremo un po' dell'educazione dei figli, ne avevo già fatto una pillola qualche tempo fa, ma oggi il vostro Marietto vuole riprendere un po' il discorso perché purtroppo ci sono genitori un pochettino in affanno che magari un po' presi dall'entusiasmo del sistema, un po' presi dall'educazione un po' blanda, leggera, oppure perché in fondo non erano all'altezza o magari erano troppo giovani, oppure ciao Giulia, grazie di esserti unita nel diario Marietto veneziano. E quindi molte volte si pensa di fare la cosa giusta, no? Noi nel passato abbiamo avuto dei grandi condottieri, ad esempio uno dei più forti generali, a parte Napoleone, è stato Heinrich Himmler, che poi chiaramente la storia, visto che la scrivono i vincitori, come si suol dire, l'hanno degradato a un costruttore di servizi segreti delle SS, ma in realtà questo uomo ha dato un'impronta fortissima alla Germania nel periodo del Führer, anzi diciamo che era la mente del Führer. Ha scritto libri bellissimi che poi chiaramente ha fatto passare come se avesse scritti ad esempio Franz Barth. Ciao Fiorenza, grazie di esserti unita. Ma cosa aveva di speciale questo Heinrich Himmler? A parte di essere stato un grande statista, un grande generale, un grande militare, un grande stratega e anche esoterista, era anche un padre di famiglia e aveva dato delle linee guida alla Germania. Infatti la Germania in 5 anni, da uno stato del terzo mondo, in 5 anni era diventata una delle superpotenze a livello mondiale, e quindi qualcosina da imparare c'era anche da lui. Chiaramente lui sapeva che per prendere i bambini da giovani in fondo è un metodo tibetano. I monaci tibetani da piccolini, quando prendono i bambini piccolini per formarli a essere dei futuri monaci, i primi 3-4 anni gli danno un'infarinatura tosta. Un bambino, oltre a pulire, passare la scopa, insomma pulire le latrine, insomma già a 5-6 anni ha un'intelaiatura nel subconscio bella solida. Purtroppo oggi noi viviamo in un periodo in cui i nostri figli li tariamo un po' come dei Buddha, no? Li teniamo lì come dei, non so io, chiamiamolo come volete, dei soprammobili, attacchiamo la P4 e lasciamo dormire sul divano. L'importante è che non diano fastidio, non tutti chiaramente i genitori, ma una grande fetta, per il semplice fatto che poi vogliono o andare a fare shopping o andare nella cattedrale alla domenica del consumismo, insomma trattano i figli senza un domani, no? Senza che ci fosse un domani, non creandogli uno scheletro nel subconscio in cui un giorno questi figli si potranno aggrappare per superare le avversità della vita. Ciao Gabriella, grazie di esserti unita. Quindi ci sono vari problemi, no? Vari problemi che sorgono verso l'età dei 20-30 anni, perché oggigiorno l'età adulta si è spostata. Se prima un adulto arrivava a 18 anni, adesso un adulto più o meno è già una fortuna, se a 30 incominciamo a mettere la testa a posto. Ci sono gente con 1 o 2 lauree in tasca che non sanno ancora cosa devono fare nella vita. Quindi
molti genitori si trovano un pochettino spiazzati, impreparati, proprio perché non hanno un'idea di come gestire questi figli, no? C'è questa era del buonismo, vogliamoci tutti bene. Eppure c'era un grande predicatore, divulgatore di Paladino che diceva: ma guardate che se volete tirare sui figli in modo corretto bisogna essere piuttosto rigidini. Io come esempio nella vita conosco il Dante, ciao Isabella, grazie di esserti unita. Conosco il Dante e vi posso raccontare due storie. Il Dante è sempre stato chiaramente istruito e addestrato piccolino, quasi come un animale si può dire, no? Per i nostri schemi. Cioè, mentre gli altri ragazzi andavano al mare, San Moritz, a sciare d'inverno, Madesimo e tanti altri bei posti, oppure in estate andavano a Monte Carlo, a destra e a sinistra, suo padre, che era ricchissimo, lo portava in posti a farsi addestramenti durissimi, tipo tibetani. E chi vedeva questa situazione, insomma, diceva: ma cavolo, questo è pieno di soldi, gli altri li portano a stravaccarsi. Ciao Anna, ciao Lara. Lara, si sente bene l'audio? Tu che sei in regia? Morale della favola, questo Dante ha dentro di sé questo scheletro mentale e crescendo ha avuto anche lui dei figli, no? Ha avuto anche lui dei figli e questi figli lui li ha portati ad avere un po' uno schema, soprattutto più grande come lui. Gli ha fatto fare uno sport durissimo. Anche gli altri genitori vedevano che il Dante era duro con suo figlio, non gli faceva sconti. E chiaramente suo figlio, vedendo gli altri che insomma la facevano grassa in confronto a lui, grazie Lara, chiaramente ha incominciato non a odiare, ma diciamo, insomma, sapete, a dire: ma perché gli altri sabato e domenica, quando possono, vanno in discoteca e tu mi tieni qui a fare il soldatino a destra e a sinistra, no? Morale della favola, cosa è successo? È successo che poi suo figlio, così mi racconta il Dante, no? Certamente aveva sempre un po' di rancore il figlio del Dante verso il Dante. Poi cosa è successo? È successo che la vita, sapete com'è, no? Se tu tiri su un bel albero dritto, da piccolino l'albero poi resterà dritto anche da grande. Morale della favola, cosa è successo? È successo che poi il figlio del Dante è cresciuto, ha scelto una sua vita. Chiaramente il padre il padre del Dante era un militare, l'ha cresciuto come militare, e il Dante non poteva fare altro che avere un figlio che sarebbe poi entrato chiaramente nelle forze dell'ordine. Ormai il DNA è quello lì. Morale della favola, mi racconta il Dante che il suo primo intervento è stato uno delle più giovani reclute delle forze dell'ordine della sua regione. Cavolo, questo aveva 20 anni, chiaramente il fisico del figlio del Dante era come un trentenne, no? Tutto muscoli, testa e via dicendo. Insomma, è stato chiamato in intervento e lì ha capito l'addestramento del padre, cioè del Dante, di suo padre, perché ha visto una scena che non pensava neanche di vedere nei film. Cioè, da come mi ha raccontato il Dante, ho visto una scena in cui un padre, no, ha dovuto in un certo senso mettere a tappeto in modo elegante il proprio figlio perché era un tossico. Lui è intervenuto e si aspettavano appunto che il figlio del Dante risolvesse la situazione, che aveva 20 anni, 21. Quindi subito il figlio del Dante, quando è arrivato a casa, ha cominciato a capire che le istruzioni, anche se dura, del Dante avevano dato frutto, perché quest'uomo di 45-50 anni chiedeva aiuto al figlio del Dante, che ne avrà avuti 21, chiaramente era stato istruito dalle forze dell'ordine, era il top, diciamo che è stato il top della gamma del suo corso. E quindi anche il figlio del Dante, quando è entrato in casa e ha guardato suo padre, in quel momento lì, quando raccontavo questa storia, ha riconosciuto che l'addestramento, anche se tosto per i primi 20 anni, aveva portato frutti, no?
Quindi è chiaro che ci sono quei genitori che per non prendersi responsabilità piazzano i figli sulla PS4 o non li portano a fare degli sport importanti di squadra, perché l'importante è portarli, perché quando la vita picchia duro, e la vita picchia duro, se non li avete picchiati duri voi prima di averli addestrati a prendere il colpo, quando la vita picchia duro e voi non ci siete più a difenderli, dopo sì che nascono i problemi. E dopo certo si può intervenire con la magia, ma è come mettere un cerotto su una diga, no? Può servire sì a tamponare, ma ormai il subconscio è stato scritto e quindi voi sapete che quando il subconscio è scritto è difficile poi modellarlo. Si può, con la magia si può, però chiaramente è più difficile. Quindi a tutti quei genitori che pensano di fare i furbetti, di non prendersi le responsabilità per i propri figli, perché magari comprano un paio di pantaloni, un telefonino e li parcheggiano in casa attaccati a internet, ricordatevi che poi quando non ci sarete più ci sarà la vita che picchia duro e dopo i coach ve li portano a casa voi. Lo dico perché ci sono molti genitori che non si rendono conto che devono prendersi le proprie responsabilità e cercare di aiutare i figli, ma non con i lecca lecca, le PS4 e i giochini che si comprano per il cellulare, proprio spiegargli di sana pianta. E questo è un compito del padre, non delle madri, perché non voglio che le madri si lavino le mani, però le madri fino a un certo punto possono arrivare, ma è proprio una responsabilità del papà, che a un certo punto devono guardare in faccia il figlio a 3, 4, 5 anni e pensare un progetto per fare in modo che lui possa poi, quando loro non ci saranno più, essere forte, no? Potrei parlare ancora di altre cose che ho visto su internet, di amministratori delegati che rimpiangono di non aver mai avuto un occhio sui loro figli, ma questo è un altro discorso e parleremo nei prossimi film. Per il momento grazie di aver seguito il vostro Maledetto fino qui, ricordatevi di iscrivervi nel canale di Ildegara Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, Telegram e di scaricare nel sito capitano.altervista.org i favolosi circuiti gratuiti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao Simonetta.